ospiti della fattoria della Contrada dell'Oca e insieme al titolare Paolo Paron, che ci presenta la sua ultima fatica letteraria, un libro dal titolo... Paolo, come si chiama il libro? La notte dei benandanti. Ci spieghi un po' di cosa tratta questo libro? È un libro ambientato tutto qui a Fanna e parte diciamo più o meno dall'inizio come inizio dei tempi di narrazione alla fine della seconda guerra mondiale, intorno agli anni 60 più o meno. E da lì parte questo racconto di questo vecchio benandante che spieghiamo ai non avvezzi cos'è un benandante. Ah, giusto. I benandanti erano coloro che nascevano con la camicia, con il sacco amniotico ancora addosso, i famosi nati con la camicia. Se questa camicia poi veniva conservata e portata ad assistere di nascosto almeno a 12 messe, questa camicia, questo sacco amniotico, sarebbe servito poi come lasciapassare per questo giovane uomo o donna che fosse, per poter sentire nella notte delle quattro tempora il suono del tamburo del comandante, e a questo punto andare anche questa persona avrebbe partecipato a quella che era la notte della lotta, della battaglia contro le streghe e gli stregoni. Questo accadeva ai solstizi e agli equinozi più o meno come data, e se vincevano le streghe e gli stregoni sarebbero poi seguiti 3 mesi di carestia, di tanta pioggia come sta succedendo in questo periodo, di freddo, di malessere, di persone che stanno male, di animali che non stanno bene, eccetera eccetera. Se invece vincevano i benandanti, ecco che a questo punto sarebbe seguito poi un periodo di abbondanza, di benessere, di bel tempo, e tutto quindi sarebbe andato per il meglio. Sono ovviamente culti agrari che risalgono molto prima del cristianesimo, che qui da noi in Friuli fino anche all'Istria e alla Dalmazia si è mantenuto più o meno fino agli ultimi anni dell'Ottocento. Sembra che qualcosa sia arrivato a fine ai primi del Novecento, dopodiché si è perso tutto purtroppo. Noi abbiamo delle tracce di tutto questo grazie agli interrogatori dell'Inquisizione, e si parla di circa 5.000 testimonianze tutte coerenti legate proprio a questo mondo dei benandanti, che è stupendo, perché a questo poi sono collegati anche i guaritori, le guaritrici, quelle che una volta curavano le verruche, i ricciui, o che curavano il fu di Sant'Antoni, o che avevano altre possibilità e conoscenze per cui magari riuscivano a scoprire quando uno aveva il malocchio, un trisvoli in friulano. Quindi sono tutte cose che fanno parte di quel mondo magico agricolo che noi purtroppo oggi stiamo dimenticando. Allora molte di queste cose le ho raccolte proprio in questo libro, e nel prossimo, che uscirà fra qualche mese, che è la seconda parte, perché l'abbiamo diviso in 2. Perfetto, proprio. Ci vuoi far vedere la copertina del libro? Molto così ecco. Questa è la copertina del libro. Sì. Dove troviamo questo libro? Questo lo troviamo tranquillamente in cartoleria qui a Fanna, e comunque anche in caso qui da noi in fattoria ci sarà, come ci sarà, si potrà trovare anche nelle serate che organizzeremo, perché adesso abbiamo in programma un po' di attività. E poi c'è anche il retro, perché davanti nella copertina c'è il personaggio principale e dietro invece c'è la guaritrice, che è un po' una persona che collabora con lui, che comunque dà, diciamo, l'aspetto femminile rispetto al maschile, che è dato dal benandante, il femminile è dato dalla guaritrice. Quindi sono 2 mondi molto interessanti che noi vogliamo comunque mantenere vivi e mantenere ancora, diciamo, conosciuti, a contatto con la gente, con le persone, soprattutto con i ragazzi e con i giovani. Ci parli del progetto futuro? Ho sentito qualche rumors di anticipazione per quanto riguarda l'attività qui alla Contrada dell'Oca. Qui stiamo potenziando molto, perché visto che noi ormai abbiamo una certa età, ovviamente a una certa età poi mancano un po' anche le spinte, manca un po' la volontà di impegnarsi, perché si è dato veramente tanto o quasi tutto. E allora servono i giovani, e questi giovani sono arrivati perché abbiamo allargato la compagine della proprietà, e quindi a questo punto questi giovani vogliono proprio investire sia in energie che anche in capacità di produzione, per cui andremo a produrre un sacco di cose anche
diciamo tutto biologico, comunque tutto legato al rispetto della natura, per cui avremo sia piante che animali, perché adesso stiamo potenziando il gregge, qui vogliamo fare poi il latte, fare il formaggio, e poi il nostro orto è già triplicato e dall'autunno arriveranno anche delle serre per arrivare a una produzione di tutto l'anno. Quindi l'idea è proprio quello di fare un'agricoltura assolutamente che possa anche occuparsi di persone con disabilità, con problemi di vario tipo, come diciamo l'anima di questa fattoria che ha sempre avuto fin dall'inizio. Quindi siamo veramente molto contenti perché grazie a Alex e anche agli altri amici e colleghi questa fattoria sta diventando sempre più forte e sempre più bella. Avrete comunque uno spazio direttamente qui in azienda, per cui la gente può rivolgersi a voi e acquistare prodotti, ripeto, ecocompatibili a chilometro zero. Assolutamente a chilometro Beh, zero. allora non ci resta che aspettare questa produzione ed assaggiare un'ulteriore chicca offerta da questo straordinario paese. Grazie Paolo, Grazie a te, grazie aspettiamo a te. allora la seconda edizione, Sì, ce lo comunicherai e aspetteremo i tuoi prodotti. Grazie di nuovo. grazie a voi.